Il circolo del Partito Democratico di Cavarzere è impegnato nella raccolta firme a sostegno della sanità pubblica in Veneto, promossa dal gruppo regionale del Partito Democratico con l'iniziativa Prima è Salute. Ci sono alcuni temi fondamentali, leggiamo una parte del comunicato e il resto del comunicato lo trovate nel link in descrizione. Liste di attesa insopportabili. Nel 2022 su 29 milioni di ricette sono state erogate solo 16 milioni di prestazioni. Le altre 13 milioni sono rimaste inevase. Ciò significa che molti cittadini hanno rinunciato a curarsi e altri hanno pagato per poterlo fare. Sono gli anziani in modo particolare a subire lo scotto di questa gestione che, dopo più di 2 anni di isolamento da Covid, si sentono ancora una volta abbandonati. Carenza di medici e di medicina in generale. In Veneto ci sono 670 zone carenti di medici di famiglia a causa di pensionamenti di medici mai sostituiti e della mancata programmazione della regione che non si sarebbe attivata per investire su un numero sufficiente di borse di formazione dei medici di medicina generale attraverso le borse di specializzazione. Questo significa che molti cittadini rischiano di restare senza medico o si trovano costretti a iscriversi da medici che già seguono il numero massimo di assistiti. Manca personale infermieristico e amministrativo, mancano operatori dei servizi sociosanitari. C'è bisogno di aumentare il numero dei professionisti, soprattutto nei pronti soccorso che sono al collasso. Qui la situazione è veramente disastrosa, mancano medici e infermieri, il personale presente che lavora in prima linea lavora in condizioni di turni massacranti, spesso con tutti i weekend lavorativi. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. No, la novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica.